Eccoci qua, gente che parla con i nostri amici della Gioventù Piemontese, terza e ultima puntata, ma ultima solo perché noi andiamo poi in ferie e riprenderemo a settembre, dedicata alla Gioventù Piemontese e soprattutto alla salvaguardia e valorizzazione della lingua piemontese. Ho detto bene? Benissimo. Carlo Comoli della Gioventù Piemontese, buongiorno. Buondì. Buongiorno, allora abbiamo parlato di quali sono le vostre rivendicazioni linguistiche, abbiamo parlato delle 12-13 mila firme presentate per la legittimazione della lingua piemontese. Tiriamo un po' le somme di questa vostra attività, di queste vostre giornate frenetiche, settimane frenetiche. Sì. Intanto dobbiamo dire che dai frutti li riconoscerete, ecco, se vogliamo essere un pochino presuntuosi e citare una frase evangelica. I frutti sono stati in questa occasione molto buoni, nel senso comunque che 13.000 persone con nome, cognome, carte d'identità e firma hanno manifestato quello che è un sentimento e un'intenzione in modo molto chiara. E chiunque ha avuto occasione di raccogliere firme o comunque di approcciare la gente in questo periodo sa quanto è difficile fare firmare la gente, oltretutto su un qualcosa di non immediatamente tangibile e comprensibile, perché comunque questo è un discorso difficile. Un conto è raccogliere firme o interessare la popolazione perché chiudono l'ospedale o vogliono farti passare la strada sotto casa, e un conto invece andare a coinvolgere le persone su un discorso più generale, più complicato. Però più avete complesso. raccolto 13.000 firme che avete consegnato a chi? Abbiamo dato 12.000 firme, perché questa è solo la prima tranche, perché poi la raccolta è in itinere, quindi continua la raccolta. Sì, perché abbiamo paura che passate le feste, poi come dicono a Napoli, passata la festa, gabbato l'usanto. E quindi bravi. Questa è la lingua napoletana, no? Sì, ma rende il concetto, bene, sì, è giusto. Sì. E quindi, visto che c'è stato anche un notevole interesse da parte di tutti per questa iniziativa, da una parte era un peccato interromperla, dall'altra vogliamo monitorare l'iter di queste proposte e in Regione e in Parlamento, e quindi continueremo. E adesso abbiamo consegnato 12.000 firme alla Presidenza del Consiglio regionale. Prima di Natale ne consegneremo altre, sempre alla Presidenza del Consiglio regionale, contatteremo tutti i parlamentari piemontesi e intanto vedremo come sarà andato avanti l'iter delle proposte di legge e in Regione, in Consiglio regionale e in Parlamento, quindi Camera e Senato. In Parlamento, perché sarà il Parlamento alla fine a decidere di far entrare o meno, speriamo di sì, la lingua piemontese tra le 12, diventeranno 13, minoranze linguistiche riconosciute. È così. Dei tempi, c'è una previsione di tempi? Speriamo che non mettano queste firme nel cassetto. Allora, qua la cosa è molto aleatoria, nel senso che intanto siamo in Italia, quindi va sempre la cosa un pochino anche a... Così, c'è un'agenda politica molto complicata che cambia da un giorno all'altro, e sicuramente nell'ambito del Parlamento italiano, delle forze politiche che non provengono soltanto da Piemonte, questo ovviamente non è la priorità. Beh, certo, lo immagino che non sia la priorità. Insomma, certo. Vediamo tutti sui giornali cosa sta succedendo, e poi anche con questi aggiustamenti di bilancio, insomma, la situazione è molto molto complessa. Sicuramente ci sono dei tempi tecnici che dipendono però anche dalla capacità di proporre la cosa, di trovarsi anche nel posto giusto, nel momento giusto, e lì poi dipende anche un momento dalla situazione contingente, dalla situazione parlamentare, dalla situazione politica, la possibilità di far passare il provvedimento in tempi brevi. Vediamo un po' di fotografie e anche di loghi di Gioventù Piemontese che abbiamo lì nella nostra cartella dedicata a Carlo Comoli. Quali sono attualmente le 12 minoranze linguistiche che sono riconosciute ufficialmente dalla legge? Me le leggo perché così non ne dimentichiamo nessuno. Sì, così non dimentichiamo nessuno. Sono per lo più molto piccole, ma non tutte. Sono l'albanese, il catalano, il germanico, il greco, lo sloveno, il croato, il francese, il franco-provenzale, che sono qui in Piemonte, il friulano, il ladino, l'occitano di nuovo in Piemonte, il sardo, e di queste 12, due, cioè il friulano e il sardo, sono due minoranze regionali, nel senso che coinvolgono una regione sola, una regione intera, e sono quelle un pochino più corpose anche numericamente. Sì, ma ci starebbe benissimo anche il piemontese. E come? Le firme, come e dove si continuano a raccogliere? Ma noi adesso organizzeremo una serie di banchetti in tutto il Piemonte.
continueremo a farlo sapere attraverso i canali di cui disponiamo, attraverso internet, attraverso giri mail, attraverso il passaparola che funziona benissimo. Sì, anche noi, se ci informi lo diciamo anche noi. Se poi riusciamo di nuovo a venire qui, se ci ospitate, certo, molto volentieri. Certo. Saremo un pochino in giro in tutto il Piemonte, poi nella nostra sede in via San Secondo, chi ha l'occasione. Comunque con i vostri banchetti, io li chiamo così, i vostri gazebo. Sì, anche perché l'obiettivo è quello di contattare gente che non è ancora a conoscenza dell'iniziativa e quindi andare in posti che magari sono così, in un certo modo verdi. Sì, ma devo dire che anch'io vi ho conosciuti casualmente, la cosa mi ha subito piacevolmente interessato. Le ribadiamo le vostre richieste? Sì, molto semplicemente. Il riconoscimento della lingua piemontese che significherebbe? Che significherebbe, allora, giuridicamente l'inserimento della dicitura lingua piemontese nell'articolo 2 della legge 482 del 1999. Questo vorrebbe dire, starebbe a significare la possibilità di intanto avere la lingua chiamata col proprio nome e quindi un riconoscimento da parte dello Stato. E quindi la possibilità di vederla insegnata a scuola, avere un minimo di spazio sui mezzi di comunicazione, in primis sulla televisione pubblica, quindi sulla RAI, avere la possibilità di essere impiegata la lingua, di essere impiegata nella toponomastica, cioè avere una visibilità e acquisire uno status che senza il riconoscimento legislativo non avrebbe. Quindi insomma la televisione pubblica un po' in piemontese, i cartelli stradali magari bilingue, insomma abbiamo capito, però non abbiamo finito. Chiudiamo la nostra chiacchierata con Carlo Comoli, il sogno mostruosamente proibito, quindi puoi anche esagerare, della gioventù piemontese. Il sogno, che poi un pochino anche l'obiettivo, è quello di arrivare a una tutela costituzionale del piemontese, come capita per il francese in Valle d'Aosta e per il tedesco in Trentino sul Tirolo. Ma questo, voglio dire, è in un certo modo nell'ordine delle cose ed è nel nostro diritto, ecco. E quindi sicuramente un percorso lungo, non sarà facile, bisogna però passare attraverso degli step intermedi. Il primo è quello di avere una tutela legislativa normale, come la legge 482, per poi arrivare invece a una tutela più piena e di un livello superiore come quello di cui gode il francese qua dietro, ecco, i nostri fratelli. Bene, Carlo, dacci un bel augurio a noi e a tutti di buona estate in piemontese. Buon estate a tutti, mi ne approfitto per invitare a Superga a 11 de settembre, che è la prima domenica dopo il 7 de settembre. Per la seconda volta fuma la rievocazione di vot che aveva fatto nos duca con il principe Eugenio dal 1706 per la liberazione a Turin. Cioè, Principe Eugenio e Vittorio Amedeo II si sono trovati il 2 settembre 1706 sulla collina di Superga, hanno fatto un voto alla Madonna, che poi ha preso il nome di Madonna della Vittoria, che se Torino fosse stato liberato, Torino e Piemonte e Savoia fosse stato liberato dall'assedio franco-spagnolo, avrebbero eretto una basilica che poi è diventata la basilica nel 1717, ha cominciato con Quindi Superga. l'11 settembre? L'11 settembre, perché è la prima domenica dopo il 7 settembre. Bene. Quest'anno accade l'11. Bene, a me piacerebbe fare una trasmissione tutta in piemontese, così imparerei bene anch'io almeno a capirlo. Quindi siete tutti invitati. Sì, ma abbiamo ancora tempo per riparlarne, perché dovremmo aver già ricominciato la trasmissione. Grazie a Carlo Comoli, che è sempre il portavoce della gioventù piemontesa. Buona estate anche a te, Grazie, anche a voi. Anche a te.